Superata l'estate e con essa momentaneamente la tarantella dell'inquinamento nel mare di San Leone, adesso si ritorna al tormentone del periodo autunno e inverno, ovvero quello dei danni a seguito delle prime piogge autunnali. Sabato notte le prime bombe d'acqua si sono abbattute su tutto il territorio italiano e ad Agrigento domenica mattina il risultato è stato quello di ogni anno. In sintesi, per attraversare zone come il viale Cannatello, il viale Leonardo Sciascia al villaggio Mosè, il lungomare Falcone Borsellino a San Leone sarebbe stata necessaria una canoa, strade impraticabili a causa dei tombini otturati e abitazioni e negozi invasi dall'acqua. A tal proposito tuona l'associazione ambientalista Mare Amico, che sulla situazione registrata ieri nella zona di San Leone ha realizzato il report che state vedendo. Si è allagata di fogna, scrivono, la spiaggia delle Dune è scoppiata, la fognatura davanti alla spiaggia denominata Mar Caspio, allagando tutto. La centralina della pubblica sicurezza è andata in allarme per diverse ore, conseguentemente ha versato in mare i liquami. Al Mare Nostrum, presso la Villetta Pertini e presso il Lido Astre si è assistito alle solite scene di scoppio delle fognature, con conseguente sversamento in mare, che è diventato scuro come il petrolio. Cos'altro deve accadere ancora, concludono gli attivisti di Mare Amico, per convincere tutti dell'inadeguatezza di Girgenti Acque del comune di Agrigento nell'affrontare non le emergenze ma le normalità? Da tempo chiediamo inascoltati la nomina da parte del governatore Crocetta di un commissario ad acta per la gestione dei progetti in itinere. E intanto in provincia di Agrigento, colpiti dal maltempo soprattutto Porto Empedocle e Licata. In quest'ultimo comune problemi in via Nazario Sauro e piazza Gondar, dove l'acqua ha superato le ruote di alcune autovetture. Disagi anche per i gestori di esercizi commerciali, le cui attività sono state raggiunte dall'acqua che ha superato il livello del marciapiede. Super lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e del distaccamento di Licata, alle prese con un centinaio di interventi. Si fa la conta dei danni a Palermo il giorno dopo Penelope, il violento nubifragio che ieri ha messo in ginocchio la città, causando gravi disagi alla popolazione. Diverse le strade del capoluogo allagate e l'intero traffico cittadino è stato a lungo bloccato. Le zone più colpite sono state le entrate dalla città all'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo. Problemi anche sulla Palermo-Catania, dove si sono verificati diversi incidenti, il più grave nei pressi di Villabate. Chiusi diversi sottopassaggi sulla circonvallazione, come quelli di Via Belgio e Via Leonardo da Vinci. Sott'acqua anche la borgata di Partanna Mondello e Via Messina Marine, dove le auto parcheggiate sono state sommerse. Disagi anche a Ustica, dove il nubifragio ha danneggiato la struttura dell'ASP 6. Perfino la camera iperbarica è stata invasa dall'acqua.